Grazie. Confermo che il segretario Andrea Martella ci ha dato un titolo ma non ci ha detto niente di che cosa dovevamo dire di preciso, e quindi il titolo l'abbiamo interpretato secondo competenze, secondo interessi, e questo è quello che ho fatto anch'io. Mi concentro sul lavoro, dandovi dei flash. L'argomento non è che non ho una tesi da sostenere di preciso, e quindi offro al dibattito una serie di spunti, come credo sia giusto in questa fase. La premessa è che non credo serva a discutere sul fatto che il lavoro è importante, che c'è nella nostra Costituzione l'articolo che lo richiama. Mi dà sempre fastidio quando qualcuno dice bisogna ridare centralità al lavoro. Ma perché? Quando è che l'ha persa? Perché qualcuno si è distratto? Ma il lavoro è sostanzialmente la vita, quindi non serve dire ci siamo allontanati dal lavoro, c'è sta roba qua. È pura retorica, secondo me. Quindi scontata l'importanza del lavoro nel nostro sistema, insomma, dove noi viviamo, che il lavoro sia importante non serve star qua a discuterlo, secondo me. E quindi gli spunti che voglio offrirvi sono in due direzioni. Darò alcune puntualizzazioni sulla situazione, vista da me ovviamente, come stiamo, e alcuni spunti sulle politiche, su che cosa, gli argomenti che oggi sono all'ordine del giorno, che cosa possiamo dirci sopra. Due osservazioni preliminari. I dati sono tanti, ce ne abbiamo sempre di più, sono indispensabili per capire. Io sono uno di quelli che li ha prodotti, che li produce e che li ha anche usati, ma bisogna anche, come si può dire, avere uno sforzo, continuare a fare, secondo me questo è un po' complicato, ma è un problema, uno sforzo critico, perché non basta che i dati siano giusti, lasciamo perdere quelli manipolati, ma anche i dati giusti, perché descrivano una tendenza, perché ci descrivano una dinamica importante, devono anche essere solidi. Cioè devono anche essere ripetuti nel tempo, devono indicarci una tendenza. Non è che si può riflettere sulla variazione tra ottobre e settembre e farci su dei castelli, perché la maggior parte delle variazioni di breve periodo sono oscillazioni, intorno a problemi su cui non serve farci troppa filosofia. La seconda osservazione preliminare, sempre di metodo, è che tutto ciò che noi sappiamo, i dati che noi abbiamo sul mercato del lavoro, quelli che produciamo di continuo, non sono riconducibili direttamente alla politica, esclusivamente alla politica. Non è merito o colpa della politica se l'occupazione cala o cresce. Diamo anche alla società civile quello che è suo, nel bene e nel male. Se gli imprenditori non sono più capaci di fare il loro lavoro o sono bravi, se i lavoratori non sono diversi, non si applicano, eccetera. Cioè, voglio dire, c'è anche una responsabilità della società civile che ogni tanto va riconosciuta. Non è che si può raccogliere, la società civile esprime delle domande, la politica le raccoglie e deve dare delle risposte. Cioè, facciamo insieme. Una volta si diceva che la politica deve guidare, ok? Ma secondo me è importante anche per non raccontare storie, non raccontare che da una parte non ci sono problemi, e tutti i problemi sono dal lato della politica che non è capace, ci sono anche dei problemi che sono superiori alle stesse capacità della politica, e ci sono problemi, come si può dire, epocali, in cui non è l'azione politica di breve termine che può modificarle. Vabbè, ma questo è un discorso ai limiti del filosofico, ma mi interessava dire che quando leggo sui giornali che l'occupazione è cresciuta e il governo è contento, mi fa ridere, ok? Bene, allora i flash che volevo darvi. Il primo, sul livello dell'occupazione. Siamo a oltre 23 milioni di occupati in questo momento. I giornali hanno enfatizzato il risultato degli ultimi giorni dicendo che è il massimo storico dal 1977, se avete sentito qualche telegiornale. Non è vero,
è il massimo storico da sempre, non è dal 77, perché nel 77 comincia la serie storica, non è che negli anni 60 lavoravamo di più. In termini di numero di occupati siamo arrivati al massimo storico da sempre. Non è che questo risolva tutti i problemi, però è meglio saperlo, cioè è meglio dirlo. Diciamo che il lavoro non manca, che c'è. Forse non è una buona notizia che il lavoro ci sia, ok? Però perché qualcuno magari può sperare che ce ne sia di meno, voglio dire, no? Ecco, però di fatto c'è. Il Veneto è arrivato a 2,2 milioni nel secondo trimestre 2019, dopodiché è cresciuto, quindi anche per il Veneto siamo al momento del suo massimo storico. Questo va detto per non piangerci più del necessario addosso. Il tasso di occupazione 20-64 anni è al 73%, l'80% per i maschi, il 64% per le donne, sappiamo che la differenza c'è, eccetera, però questo è il primo spunto. Il secondo spunto, sempre in termini di analisi, è sulla composizione settoriale professionale. La faccio molto veloce. È ovvio che il mercato del lavoro, che il lavoro cambia di continuo per tre spinte fondamentali: l'evoluzione tecnologica, quella che una volta si chiamava la divisione internazionale del lavoro, con un linguaggio che credo che qualcuno conosca qua, ma che dopo si è chiamato globalizzazione, adesso si chiama deglobalizzazione, decoupling, ok? Però la sostanza è sempre quella: quanto siamo aperti, quanto interagiamo con tutti gli altri. Quindi questo è il secondo grande driver, e il terzo è la demografia. La dinamica della popolazione è la goccia che scava e che condiziona le evoluzioni anche del mercato del lavoro. Certo, questi sono tre driver che stanno sopra il Veneto, non è il Veneto che decide, che agisce in prima persona, assolutamente, ma neanche l'Italia, su dove vanno evoluzione tecnologica e globalizzazione. Insomma, non è che abbiamo margini di libertà enormi, però certo conta molto l'intelligenza collettiva con cui stiamo dentro questi processi, l'intelligenza collettiva con cui, quindi imprenditori, quindi lavoratori, associazioni, anche il mondo della politica ovviamente, con cui sta dentro questi tre processi e si adatta alle spinte rilevanti che stanno implicitamente dentro questi processi. Allora è chiaro che dal lato della composizione settoriale che noi vediamo trasformarsi, è chiaro che registriamo una riduzione dell'industria e una crescita del terziario, sia di servizio alle imprese che di servizio alle persone. Fa parte della logica che sta dentro quei driver: l'automazione da un lato, lo scambio diverso con filiere produttive collocate nel mondo fa sì che la produzione industriale si sia ridotta da un punto di vista quantitativo, rimanendo importantissima per la nostra regione. Sotto il profilo professionale i segnali anche lì sono chiari: da un lato la necessità di nuove competenze, è la produzione di software, il settore che a parte il turismo è cresciuto di più negli ultimi anni in Italia, anche in Veneto, in termini di posti di lavoro. La produzione di software è il settore più rilevante, senza che abbia una forza tale da essere trainante e da produrre chissà che numeri, però sicuramente in termini dinamici è quello più rilevante. E nello stesso tempo sono cresciute molto la necessità di competenze trasversali e relazionali, perché si è molto dilatato il mondo delle attività di servizio alle persone e anche alle imprese. Lì c'è il problema che prima veniva citato, mi pare da Paolo, meglio una buona distribuzione, che vuol dire buone capacità relazionali, vuol dire un bel modo di raccontarla, piuttosto che un mediocre contenuto, o meglio un buon contenuto e una pessima distribuzione. Ecco, certo, il tema della distribuzione richiama l'importanza delle qualità relazionali, che nel caso migliore è chiaro che devono accoppiarsi anche a ottimi contenuti. Terzo flash, dopo mi dici se vado, ok. Terzo flash:
stiamo assistendo a una crescita delle dimensioni di impresa. È un processo auspicato, ma è un processo reale, un processo esistente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nell'ultimo decennio le imprese con meno di 15 dipendenti sono diminuite. Erano 14.000, sono diventate 13.000. Scusate, 140.000, sono 127.000 il dato 2021. Imprese con meno di 15 dipendenti ma con almeno un dipendente, ok? Sono diminuite in termini di numero, quindi la piccola impresa conta leggermente meno. Le imprese più grandi, quelle over 15, più grandi qui all'italiana, perché nel mondo non è che over 15 sia più alta, le imprese over 15 sono aumentate un pochino di numero, poco, sono aumentate un po' di più in termini invece di dipendenti. La taglia media è 72 dipendenti, delle imprese oltre i 15 dipendenti, la taglia media. E questo ci dice che qua è un po' più complicato poi passare dai dati statistici ai dati sulle proprietà, sull'imprenditorialità vera e propria, ok? Ma i segnali sono quelli di una riduzione del numero di attori. Il fatto che diminuiscano le imprese piccole, che le imprese grandi crescano, mettendo insieme queste due cose vuol dire che gli attori imprenditoriali stanno leggermente diminuendo, e questo come tante cose ha un aspetto double face, insomma, ok? Però questo è il processo che è in corso ed è coerente con tutto ciò che sappiamo sulla dinamica dell'occupazione indipendente, che è una dinamica di lungo periodo, riguarda tutto il ventennio, che sta diminuendo continuamente nonostante gli sforzi di Salvini di dargli la flat tax, eccetera eccetera. Non ha invertito assolutamente la tendenza. Diciamo che ancora negli anni 90 eravamo vicini al 30% di lavoro indipendente, ok? Oggi siamo al 20%. Quindi chi scriveva allora la fine del lavoro dipendente evidentemente non ci ha preso, ok? Non ci ha preso, perché stiamo andando in un'altra direzione. Il lavoro dipendente è cresciuto come non mai. Dentro il lavoro dipendente, qui la faccio veloce perché ne avevamo già parlato in un seminario a maggio, è un po' cresciuto il tempo determinato, ma non è quella cosa di cui ogni tanto si sente parlare, cioè la precarizzazione devastante e che tutto diventa fuori dal tempo indeterminato, che i posti di lavoro si riducono. Non è così, ok? I numeri ci dicono che certamente rispetto a 15 anni fa la quota è maggiore, diciamo che eravamo intorno al 12-14%, vuol dire che su 100 lavoratori, 12 hanno un contratto a tempo determinato, siamo oggi intorno al 17-18, tendenzialmente più in riduzione che in crescita. Il tempo determinato ha molte motivazioni, ha motivazioni strutturali, la stagionalità, il turismo, quindi ha motivazioni in cui non è che con una legge si risolvono, si dice basta a tempo determinato, cioè cosa vuol dire rispetto al turismo, rispetto a una serie anche di riorganizzazioni delle imprese o a pratiche varie. Dopo, entrando nei dettagli, ovviamente c'è molto che si può fare, mentre è assolutamente dal mio punto di vista più rilevante la diffusione del part-time, che conta moltissimo, conta più del tempo determinato, è trasversale sia al tempo determinato che al tempo indeterminato, anch'esso è double face, anche il part-time ha funzioni di conciliazione, ha funzioni positive di allargamento dell'occupazione, e però è molto meno sotto i riflettori, a differenza invece del tempo determinato, su cui abbiamo speso un'attenzione a mio parere eccessiva, mentre il part-time non è sotto i riflettori ed è dentro il part-time che si annidano, come dirò dopo, una serie di questioni che hanno a che fare con la povertà, con quello che dopo chiamiamo povertà lavorativa. Ultimi due flash velocissimi. Dunque, nell'ultimo periodo c'è stata molta attenzione a quel fenomeno che si chiama grandi dimissioni. Questo è perché amiamo importare in Italia il dibattito americano, a volte con ragione, a volte senza ragione. Le grandi dimissioni sembrano questa roba che sono aumentate le dimissioni dal tempo indeterminato dopo il Covid, perché la gente ha scoperto che stando a casa si sta meglio, che si può riscoprire
gli entusiasmi dei figli dei fiori o praticare la decrescita felice. Ecco, non è così. Anche in Veneto è vero, in Veneto, anche in Italia, che sono aumentate le dimissioni da tempo indeterminato, lo osserviamo di continuo, è un dato che è rilevante, quindi non è che il dato è sbagliato, ok? È vero, molta gente, i casi di abbandono del tempo indeterminato sono in aumento, ma sono in aumento perché è tutto il sistema che si sta ristrutturando e quindi c'è anche un aumento e un travaso, giustamente, verso imprese che stanno meglio, quindi un cambio di posti di lavoro, una riallocazione in molti casi guidata dal basso, guidata dalle scelte dei singoli, ok? Oltre che da alcuni casi, ma non così tanti come sembrerebbe, insomma, di crisi d'impresa, no? Ma più guidata appunto dal fatto che i singoli si stanno spostando. Giustamente il lavoratore cerca la condizione migliore e quindi in questo momento in cui la domanda di lavoro c'è, il passaggio da un'impresa ad un'altra sono passaggi in netto aumento. Ultimo punto, e ho finito questa rassegna, la polarizzazione, cioè, spesso si sente dire, anche questo è un dibattito importato dall'America, si sente dire il mondo del mercato del lavoro sta andando verso i creativi da un lato, le elite, i creativi da un lato e la bassa qualificazione dall'altro. Ci sono teorie su questo tema della polarizzazione, non c'è evidenza statistica, a mio parere non c'è evidenza statistica come si può dire, sufficientemente solida. È vero che stanno crescendo anche le basse qualificazioni, è vero, ma stanno crescendo perché nella misura in cui sta crescendo tutta l'occupazione, ok? È cresciuta anche, stanno crescendo professionalità di alto livello tecnico, professionalità intellettuali, eccetera, eccetera, così come stanno crescendo anche le professionalità intermedie, impiegatizie, tecniche, di un livello che non è la fine del mondo e che non è neanche di bassa qualificazione. Il sistema non sta avendo questa polarizzazione, cioè poveri da un lato e ricchi dall'altro, perché siamo bombardati dalle statistiche sull'1% della popolazione che deterrebbe il 70% della ricchezza nazionale. Non è, cioè, quelle statistiche sono giuste ma dicono un'altra cosa, ok? Per quanto riguarda la dinamica del mercato del lavoro. Passo al secondo gruppetto di flash più sulle politiche, sulle cose di cui si discute in questi periodi, o quelle che io dalla periferia estrema del Veneto orientale riesco a intuire che si discutono tra Venezia e Roma, ok? Allora, gli obiettivi delle politiche del lavoro oggi quali sono? A me pare siano contrastare lo sfruttamento, contrastare la povertà lavorativa, contrastare la precarietà, contrastare il mismatch, contrastare le disuguaglianze. Dico velocemente, spero velocemente, alcune cose su ciascuno di questi punti. Contrastare lo sfruttamento. Come si fa? Ci sono metodi antichi, non nuovi, le attività ispettive, tutto ciò che sta attorno all'attività ispettiva, che ha molte possibilità di intensificazione e ha molte possibilità di modernizzazione. Noi abbiamo un nemico, si chiama la privacy, ok? Che ostacola e rende difficile tutta una serie di azioni che si possono fare con la montagna di dati che sono a disposizione dell'amministrazione pubblica e che ancora, posso assicurarvelo, vengono usati in maniera, come si può dire, siamo all'inizio, ecco, siamo all'inizio di ciò che si potrebbe fare e ancora non si fa. Quindi attività ispettiva da potenziare, da modernizzare. Questo non c'è niente di nuovo, non si prendono voti, come diceva Feltrin, ci sono delle attività che probabilmente non rendono voti, ma sono importanti per la modernizzazione e per la qualità della vita del Paese. C'è un tema, sempre su questo punto, ci si aspetta qualcosa dal salario minimo, tema che sta appassionando questo periodo. Il salario minimo può essere sicuramente una misura utile, nella misura in cui influisce sulla cultura, aiuta la formazione di un'idea, la formazione costituisce un plafond, può aiutare la giurisdizione, può aiutare i giudici, può aiutare chi deve intervenire al riguardo, ma ha una serie di problemi
probabilmente non è così nocivo come qualche volta il sindacato sembra sostenere, cioè che ostacoli la contrattazione, che riduca il peso del sindacato, eccetera, eccetera. A mio parere questo non è il problema più rilevante, o forse non è così decisivo, ma il punto è che se parliamo di salario minimo dobbiamo precisare un paio di cose, e cioè occorre precisare il suo livello e che cosa comprende e che cosa ci aspettiamo. Il suo livello, e il livello, siccome di salario minimo si parla sempre in termini di salario orario, ma il problema non è il salario orario, il problema è la ripercussione del salario orario sul salario mensile, perché è il salario mensile ciò che popolarmente, volgarmente e anche amministrativamente conta, e quindi occorre che ci chiediamo questo. Se fissiamo una soglia di salario a 10, faccio un esempio per fare i conti tondi, a 10 euro, vuol dire che stiamo fissando una soglia di salario mensile a 1680 euro, lordi ovviamente fino ad un certo punto, perché comprendono la 13ª e comprendono il TFR oppure no. Questo non lo si dice, bisogna dirlo perché è fondamentale, altrimenti non si capisce, perché la domanda è: con il salario minimo quanti salari attualmente regolari vogliamo mettere fuori gioco? Perché questa è la domanda. Se io fisso una qualsiasi soglia, quanti dei salari oggi regolari con i contratti attualmente in essere io metto fuori gioco? Che uno può dire, voglio farlo, voglio forzare il sistema, legittimo, ma bisogna sapere che si va in quella direzione lì, o si sta dicendo delle cose, come si può dire, senza mettere i puntini sulle i. Ci sono stati degli studi dell'INPS, che si può lavorare ancora, insomma, per cui ecco, il tema del salario minimo non è tanto salario minimo sì, salario minimo no, ok? Ma in concreto la quantità che c'è. Non so se mi sono spiegato. Collegato al salario minimo c'è il problema della rappresentatività sindacale, in qualche modo, del ruolo sindacale. Qui sappiamo, allora accanto al problema della rappresentatività sindacale c'è il problema dei contratti pirata, okay? Che sembrano il contraltare della mancata rappresentatività sindacale. In realtà, attualmente, i contratti pirata riguardano pochissimi lavoratori. Okay? I contratti firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative coprono la grandissima parte, esclusi i lavoratori in nero, quelli non sono coperti né dai contratti dei sindacati né dai contratti pirata, evidentemente, ma dei lavoratori regolari i contratti collettivi coprono attualmente una parte, diciamo così, sicuramente oltre il 96%, quindi è marginale quel ruolo. Certo c'è la preoccupazione che può sempre espandersi, c'è la preoccupazione che può crescere, ma da questo punto di vista è chiaro che bisogna arrivare ad una rappresentatività sindacale definita più rigorosamente e definita in modo tale che sia evidente l'ambito contrattuale a cui ci si riferisce, cioè ci deve essere una correlazione con ciò che si può fare, qual è la dimensione di settore a cui ci si riferisce. È lo stesso problema dei collegi elettorali per la politica. Se definisco un collegio elettorale a mia misura, è chiaro che io sono rappresentativo. Se il collegio elettorale è casa mia, io mi eleggo e sono rappresentativo, ma vale lo stesso problema per la rappresentatività sindacale. Se posso fare un contratto nazionale a livello di singola azienda, è chiaro che sono rappresentativo, mi basta essere il sindacato di quell'azienda. Quindi questo è un tema secondo me rilevante. Sul contrasto, secondo il contrasto della povertà lavorativa, anche qui a volte si dicono cose senza, come si può dire, che non corrispondono alla situazione reale. Vi do un dato. In Veneto su 1.600.000 dipendenti, 1.600.000 dipendenti, 2021, ok? Dipendenti privati, i pubblici li lasciamo perdere che stanno tranquilli. Su 1.600.000 lavoratori privati, quelli che hanno percepito meno di 15.000 euro, sono
500.000, sono 500.000. Di questi 500.000 che hanno percepito meno di 15.000 euro, nessuno lavora a tempo indeterminato e per tutto l'anno. Questi 500.000 sono tutti situazioni da part-time o da tempo determinato, ok? E quindi il problema è, cioè, come si può dire, non si risolve la povertà lavorativa se non allargando l'occupazione, cioè, se non risolvendo il problema o riducendo il problema, se non facendo in modo che pesi meno la mancanza di occupazione, altrimenti è logico che di questo risultato non ci si può stupire, perché è logico che se lavori poco prenderai poco di reddito da lavoro, non è una cosa insensata. Quindi la povertà lavorativa, ci sono delle statistiche che fanno paura, okay? Perché sembra che in Italia il salario sia sotto zero, ma dipende dal fatto che semplicemente in quelle condizioni si è lavorato poco. Ecco, tra i numeri, apro un inciso velocissimo, tra i numeri che vengono citati di continuo, che hanno avuto un enorme successo, l'ho visto anche citato in documenti ufficiali del PD, il fatto che i salari italiani tra il 90 e il 2020 siano calati del 2,9%, che il salario in 30 anni sia diminuito, che il salario medio sia diminuito, ok? È frutto di un grafico dell'Ocse che ha avuto uno straordinario successo, ok? Che è già superato, perché hanno preso il 2020, che è l'anno della pandemia ed è un anno sfigato, ed è un anno che dal punto di vista statistico non si deve mai prendere in considerazione, ok? Ed è chiaro che se confronti un anno sfigato con un anno normale, rischi di ottenere un risultato negativo. Se prendi il 2021 il risultato non è granché, l'Italia non è la Germania, ok? Però hai già il cambio di segno, non è meno ma è più, ok? Chiuso l'inciso. È certo che oggi oltre alla povertà lavorativa c'è il problema dell'adeguamento salariale all'inflazione come minimo, ok? Il tema di questi, al di là appunto della povertà, c'è un tema italiano più generale che è quello della questione salariale. Sulla questione salariale la mia riflessione è questa: in questo momento il modo con cui si sta perseguendo l'adeguamento salariale sostanzialmente, a me pare così, dalle posizioni del governo ma anche dalle richieste del sindacato, sostanzialmente si chiede a un attore del triangolo che si chiama Stato di rinunciare alla sua quota, okay, per aumentare il salario. Cioè quello che si sta facendo è che il salario si migliora grazie a un passo indietro dello Stato, riducendo il cuneo fiscale, ma il cuneo fiscale non è che si riduca, che si fiscalizza. I soldi dei contributi che non chiedo alle imprese devo tirarli fuori dall'IRPEF, dall'IVA, oppure devo tirarli fuori riducendo altre spese, istruzione, sanità, difesa. Cioè si fiscalizzano, non si cancellano, ok? Perché altrimenti cancelleresti le pensioni di domani, non è una grande operazione. Quindi quello che si sta facendo è di migliorare il salario facendo fare allo Stato un passo indietro e battezzando gli incrementi di salario come welfare aziendale, i 3.000 euro, battezzando gli incrementi di salario come welfare aziendale in modo che siano esentasse e non contribuiscano neanche figurativamente a costruire il montante pensionistico. Sono soluzioni forse necessarie in una situazione di emergenza, forse. Sono soluzioni necessarie per mancanza di alternative, ma danno l'idea del vincolo stretto in cui stiamo, ma non possono essere la via normale per il semplice motivo che non possono essere ripetute. Non è che possiamo andare avanti risolvendo il problema salariale toccando il cuneo fiscale. Prima o poi bisognerà tornare a meccanismi fisiologici in termini di redistribuzione della produttività e della redditività, se ci sono. Cioè, le imprese non è che, guarda, il 2021 per le imprese, e non solo per quelle energetiche, e anche i primi 6 mesi del 2022 non sono stati brutti periodi, ma ci si dimentica sempre di fare i conti fino in fondo. E le agevolazioni, quanto alle agevolazioni, i premi di produttività e al welfare aziendale, per quanto se ne possa difendere la finalità di incentivare la contrattazione, non si può non ricordare che si tratta di un vulnus alla progressività.
in fondo si occhieggia la flat tax, senza dirlo, ma in fondo quello è il punto di caduta. Se si comincia a dire che la crescita del salario comporta una tassazione inferiore alla prima parte del salario. Sul contrasto della precarietà, come sono così i tempi? Siamo male. Bene, sul contrasto alla precarietà non mi soffermo perché avevamo già detto molte cose a maggio e che non posso che confermare quelle. Come pure il tema rilevante del contrasto al mismatch, e anche questo non mi fermo perché altrimenti vado oltre. Sul contrasto alle disuguaglianze, parlando di mercato del lavoro, ci interessano le disuguaglianze. È un tema ampio perché riguarda la disuguaglianza di ricchezza, la disuguaglianza di reddito, le disuguaglianze di opportunità. È un tema immenso, ok? Quindi non è che dico qualcosa in un'unica accezione: la disuguaglianza delle tutele una volta che si perde il posto di lavoro, quindi in un'accezione molto relativa al mercato del lavoro. Su questo punto occorre riconoscere che negli ultimi 10 anni abbiamo fatto passi in avanti enormi, perché la disuguaglianza delle tutele, che era enorme negli anni 90, 80, 70, era una cosa assolutamente scandalosa, ok? Perché a seconda dell'età e a seconda dell'impresa dove lavoravi e a seconda del territorio dove vivevi, avevi situazioni radicalmente diverse, praticamente tra il nulla e la tutela molto consistente. Adesso siamo arrivati a un punto in cui la tutela in tutto il lavoro, per tutto il lavoro a tempo determinato è omogenea, e a me sembra un grosso passo avanti in termini di universalizzazione. È rimasto il tema dell'agricoltura da un lato e del lavoro indipendente dall'altro. Io credo che non sia facile andare avanti. Occorre riconoscere che non è facile andare avanti perché soprattutto sono stati fatti dei tentativi, ma sono tentativi che servono a dire ho fatto, ma che non hanno un peso quantitativo, non hanno una rilevanza, non hanno cambiato molto, perché il problema è oggettivo. Nel caso del lavoro indipendente siamo più di fronte a perdite di reddito che non di lavoro, e quindi assicurare il reddito è molto più complicato che assicurare il lavoro. Trovare una formula assicurativa a questo riguardo è molto più complicato, quindi credo che il tema certamente va posto e c'è, ma occorre dire che le soluzioni provate finora non hanno avuto un grande risultato e che manca, almeno a me pare così, manca un'idea che sia effettivamente spendibile al riguardo. Mi fermo qui col mio contributo a oggi. Io credo che si possa anche spingere lo sguardo più in là, oltre le cose che io ho detto, a partire dal tema avveniristico della democrazia economica, cioè che vuol dire costruzione di una associazione tra rischio e potere, perché noi giochiamo questo binomio. Una volta che lavoriamo, ok, rischiamo il posto di lavoro, rischiamo i soldi dal lato del datore di lavoro, c'è un rischio e accanto a questo rischio c'è un potere, ok? Il bilanciamento tra potere e rischio può essere molto migliorato rispetto alla situazione attuale che abbiamo ereditato, non so, dall'800, dal 900, insomma, che con la proceduralizzazione del conflitto. Si può andare verso una democrazia economica che sia oltre questo orizzonte, però ogni tanto emerge qualcosa, le cooperative, i lavoratori che diventano cooperativa e che salvano l'impresa in crisi, eccetera, però sono emergenze, come si può dire, che non formano una cultura, non sono generalizzate, non hanno formato una cultura nuova. Credo siano rilevanti, ma su questo serve visione, sul fatto che serva visione, ovviamente è un tema che non è per me, ma è per tutto il partito. Se fosse per me mi candiderei alla segreteria, cosa che invece non faccio, e quindi mi esonero dal risolvere questo problema.